Se ci saranno solamente dei volontari, degli assistenti civici per aiutare i comuni nelle funzioni che possono essere quelle che possono svolgere normalmente senza dover assumere funzioni che non potrebbero assumere di controllo del territorio, di cui a cui sono preposte invece le forze dell'ordine. Volontari in aiuto dei comuni al tempo del coronavirus che non assumeranno certo funzioni a cui sono preposte le forze dell'ordine. Sull'eventuale utilizzo di controllori o assistenti civici si è sviluppato un acceso dibattito sul quale fa chiarezza il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Andrea Martella. Se la funzione è quella di regolare l'accesso in un parco, di aiutare i parroci nell'accesso alle funzioni religiose, io credo che si possa organizzare, non ci sia nulla di male, come ci sono assistenti che aiutano anziani, che aiutano gli anziani, i bambini all'uscita delle scuole. Il governo è impegnato nel delicato compito di garantire la ripresa delle attività economiche e della socialità nella piena sicurezza sanitaria. Da questo punto di vista, i parametri fissati dal Ministero della Salute permettono di verificare i dati provenienti dalle singole regioni e, nel caso, intervenire sull'andamento della curva epidemica. La percezione che noi abbiamo è quella di tenere insieme un desiderio di ritorno alla vita normale e di riapertura delle attività economiche con un principio di responsabilità nei comportamenti individuali che eviti la possibilità di un'ulteriore diffusione del contagio.